Buonasera, ospite di questo nostro speciale oggi il dottor Giovanni Ruvolo, direttore della cardiochirurgia dell'Università Tor Vergata di Roma. Quindi parleremo di salute, parleremo di medicina, parleremo di prevenzione. La prevenzione è uno degli scopi sociali dell'Associazione A Cuore Aperto, che diffonderà appunto in collaborazione con TVA questa trasmissione. Il dottore Ruvolo ci parlerà oggi di un interessante problema, quello dell'aneurisma dell'aorta ascendente. Dottore, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. L'argomento sicuramente è di grande intrigo, importantissimo per la nostra salute e sicuramente ci affidiamo alla sua semplicità nel porgere il messaggio e anche con la complicità delle immagini che, vogliamo dirlo prima, c'è anche qualche immagine particolarmente, insomma, per chi non è sensibile, e quindi faremo vedere un intervento a cuore aperto, per cui la ringraziamo se vuole dire qualcosa lei anche sull'associazione, su quello che fate, che appunto per lo scopo istituzionale della vostra associazione, andate in giro, fate prevenzione. Ecco quanto è importante oggi fare questa azione nel territorio. Buongiorno ai telespettatori. La nostra associazione, l'Associazione A Cuore Aperto, è una ONLUS e da ormai quasi 15 anni, oltre 15 anni, ci occupiamo di prevenzione del territorio. L'associazione opera sia in Sicilia che in Africa, andiamo quasi annualmente in Tanzania, dove facciamo delle visite nei villaggi. In Sicilia da alcuni anni giriamo per i paesi per fare delle visite cardiochirurgiche, cardiologiche e anche degli esami ecocardiografici come prevenzione dell'aneurisma dell'aorta. L'aneurisma dell'aorta, che è una patologia spesso misconosciuta, e poi a noi in cardiochirurgia arrivano le pazienti con gravi complicazioni dell'aneurisma, e questo è il motivo per cui bisogna intercettare questa patologia prima che dia le complicazioni, che sono veramente gravi e che sono gravate di un'altissima mortalità sia spontanea che operatoria. Allora, partiamo con la serie di clip, ora che la regia ci seguirà nella nostra intervista. Partiamo, ecco, che cos'è l'aneurisma? L'aneurisma è una dilatazione di un qualsiasi vaso, in particolare stiamo oggi vedendo le immagini. Sì, stiamo vedendo l'immagine, nel caso nostro oggi parleremo della dilatazione dell'aneurisma dell'aorta ascendente. L'aneurisma per definizione è una dilatazione del vaso, di un vaso. In questo caso che cosa succede? Le pareti dell'aorta, che sono tutte rappresentate, piano piano, per vari motivi, può essere l'aterosclerosi o malattie genetiche, tendono a dilatarsi, piano piano sempre più, e alla fine si assottigliano fino anche a rompersi. È appunto quello che noi vogliamo evitare parlando di aneurisma. Ecco, l'aneurisma spesso coinvolge l'aorta. Che cos'è l'aorta? Ma l'aorta è il grosso vaso che emerge dal cuore. Il cuore, come diceva Christian Barnard, è una pompa che prende il sangue che è stato ossigenato, che viene dalla periferia, passa nei polmoni, poi nei polmoni viene ossigenato, e il cuore sinistro aspira questo sangue e lo manda in tutto il corpo. Ovviamente in tutto il corpo la conduttura principale di questo sistema è appunto l'aorta, che noi vediamo in questa immagine. Benissimo, ecco, questa dà proprio, ringrazio la regia per la tempestività con cui ci sta seguendo nel mandare le immagini. Ecco, vediamo proprio... La prima parte è appunto l'aorta ascendente. Oggi parleremo proprio degli aneurismi dell'aorta ascendente. Ha una prima zona chiamata bulbo aortico, radice aortica, da dove è presente la valvola aortica e dove nascono le coronarie. Poi c'è l'aorta ascendente, poi vedete in alto un arco, appunto l'arco dell'aorta, da cui nascono i vasi che vanno al cervello e alle braccia, e poi l'aorta
va giù nel torace sino a scendere nell'addome e giù sino alle gambe. Oggi quindi parleremo in particolare della dilatazione degli aneurismi della prima parte dell'aorta, l'aorta ascendente. Ecco, quali sono le dimensioni limite dell'aorta prima di parlare dell'aneurisma? Certamente non ci sono delle dimensioni assolute, ma in linea di massima noi parliamo di aneurisma quando l'aorta ascendente in genere supera i 40 mm, quindi 4 cm. Nell'aorta la radice aortica anche 40, l'aorta ascendente 40, 37-40, l'aorta discendente 28. Quindi è certamente un modo per intenderci, quindi quando diciamo un paziente ha un aneurisma dell'aorta vuol dire che noi sappiamo che l'aorta ha superato i 40 mm. Dottore, ecco, quali parti dell'aorta ascendente possono essere interessate dall'aneurisma? Abbiamo diverse parti. Sì, possiamo sempre parlando di aorta ascendente, l'aneurisma può interessare la parte medio-distale dell'aorta, vedete in questa diapositiva, la prima parte, la parte in basso è normale, mentre poi sulla parte medio-distale dell'aorta ascendente tende a dilatarsi. Bene. Oppure, come possiamo vedere nella prossima diapositiva, può essere interessato la parte iniziale, quindi la radice, come vedete il bulbo dell'aorta, e questo è un po' tipico di alcune malattie genetiche, oppure ancora, come possiamo vedere nella prossima diapositiva, l'aneurisma può interessare tutta l'aorta ascendente, sia quindi la parte iniziale che la parte aorta ascendente propriamente detto, prima dell'arco dell'aorta. Ecco, come si fa la diagnosi dell'aneurisma? E questo è uno dei problemi importanti su cui discutere, perché normalmente i pazienti aspettano dei sintomi prima di andare dal medico. L'aneurisma è quasi sempre asintomatico, vale a dire non dà disturbi. Quando dà disturbi sono disturbi seri, sono disturbi legati alla rottura oppure alla grave complicazione che è la dissecazione dell'aorta. Ovviamente voi potete capire che arrivare in ospedale con una rottura dell'aorta ascendente, si perdono litri di sangue e quindi il paziente spesso non arriva in ospedale, e quindi è fondamentale che il paziente intercetti l'aneurisma prima che si rompa. E quindi bisogna fare degli esami che ora vedremo, e qualche rara volta l'aneurisma, se proprio è enorme, anche di diversi centimetri, può dare qualche segno di compressione di qualche struttura vicina, ma il concetto che deve restare in tutti noi è che l'aneurisma è quasi sempre asintomatico e quindi bisogna pensarci prima che si rompa. Quindi bisogna fare una diagnosi clinica, come vediamo nell'immagine. Ecco, quindi la diagnosi clinica, quasi sempre la diagnosi è però strumentale. Sì. Ecco, quali sono gli esami che si devono fare per individuare l'aneurisma appunto perché è asintomatico? Fondamentalmente è l'ecocardiogramma che ci fa vedere questo aneurisma, non solo, ma ci serve anche per monitorizzarlo nel tempo. Perfetto. Perché non è che quando l'aneurisma supera i 4 cm già va subito operato, quindi quando l'aorta comincia a dilatarsi sarebbe opportuno entrare in un sistema di monitoraggio in modo da seguire questo aumento di dilatazione nel tempo, e quando sarà necessario poi sarà indispensabile appunto essere operati e togliere questa dilatazione. Qualche volta ci sono dei reperti occasionali, uno fa una radiografia del torace per motivi di lavoro, per motivi sportivi, e si individua questa dilatazione dell'aorta. Un altro esame molto importante può essere un TAC del torace, la risonanza magnetica, e poi però la risonanza diciamo in acuto, e normalmente questi sono esami molto sofisticati, anche devo dire ormai la tecnologia, la radiologia, l'ecocardiografia ci danno delle immagini molto perfette e quindi ci aiutano senz'altro a fare una perfetta diagnosi
dell'aneurisma dell'aorta. Allora, per chi magari si è collegato in questo momento, vorrei fare un minutino. Stiamo parlando di una prevenzione medica, l'oggetto della trasmissione è l'aneurisma dell'aorta ascendente. L'iniziativa che stiamo facendo viene fatta in collaborazione con l'associazione A Cuore Aperto. Ospite oggi eccezionalmente da Roma il dottor Giovanni Ruvolo, che ringraziamo, diciamo, per la sua partecipazione alla trasmissione. Allora, stiamo parlando di aneurisma. Dopo che abbiamo parlato un po', abbiamo fatto un quadro generale, abbiamo visto come si fa la diagnosi di aneurisma clinica e strumentale, passiamo avanti e vediamo, andiamo al punto successivo. Ecco, quali sono i criteri di indicazione chirurgica? Quando un paziente ha un aneurisma, perché l'abbiamo diagnosticato, dobbiamo dire: questo paziente deve essere operato e quali possono essere i rischi connessi all'intervento prima di decidere se è il tipo di intervento da eseguire. Fondamentalmente il chirurgo che cosa valuta per decidere l'intervento? Innanzitutto la storia naturale, certo. Vale a dire questo aneurisma che come evolve nel tempo, perché in rapporto a che cosa? In rapporto anche all'età, perché se io ho un aneurisma che teoricamente potrebbe essere chirurgico, ma il paziente è in età molto avanzata, ha 95 anni, è ovvio che l'aneurisma avrà un'evoluzione più lenta rispetto alla storia naturale della vita del paziente. Certo, giusto. Poi ci sono delle condizioni che il chirurgo deve considerare, personalizzando l'indicazione chirurgica. Per esempio, le malattie associate. Se un paziente ha una grave patologia epatica, ha un tumore, ha una patologie polmonari gravi, ecco, se il rischio operatorio è eccessivo, allora a quel punto forse a volte conviene mantenere in terapia medica, abbassando la pressione, eccetera, perché si ritiene che l'intervento chirurgico sia molto più a rischio rispetto al rischio di rottura dell'aneurisma stesso. E poi va valutata anche l'esperienza del centro chirurgico, l'esperienza del singolo operatore, perché uno deve essere anche onesto con se stesso e dire: nelle mie mani questo tipo di patologia che rischio ha? E allora, se il chirurgo a cui si rivolge il paziente non ha mai trattato un aneurisma, è meglio magari aspettare un po' di più rispetto a un chirurgo che magari ha molta dimestichezza con il trattamento di questa patologia. Quindi è una personalizzazione dell'indicazione e il chirurgo deve sempre mettersi, io mi metto sempre al posto del paziente, certo, e dico: io mi farei operare, che tipo di intervento farei a me stesso, e a quel punto decido che cosa fare con il mio paziente. Quanto è importante, oltre alla storia naturale, anche il calibro? Ecco, il calibro è uno dei criteri su cui al momento ci basiamo, perché il calibro dell'aneurisma. Dell'aneurisma. Certo, abbiamo detto che per parlare di aneurisma nell'aorta ascendente bisogna in genere superare i 4 cm. Le linee guida dicono che bisognerebbe operare per gli aneurismi non di natura genetica, ma aterosclerotici, intorno a 5 cm e mezzo, però personalmente ritengo che l'aneurisma vada trattato quando raggiunge i 5 cm. 5 cm. Perché? Quindi... Perché quando si superano i 5... Esattamente, questa curva cosa dimostra? Che quando l'aneurisma raggiunge i 5 cm e mezzo circa, il rischio di rottura sale intorno al 30%. E allora io dico, a parte è una patologia di cui mi occupo da tantissimi anni e quindi ho operato moltissimi pazienti con gli aneurismi, ma perché devo aspettare di raggiungere un calibro che sia al limite con la rottura? Certo, certo. E allora, se il paziente ha un rischio accettabile, se il paziente ritengo sia nelle condizioni ottimali per l'intervento, personalmente ritengo che l'aneurisma dell'aorta ascendente, quando si tratta di patologia non genetica, perché in certe malattie genetiche l'aneurisma va operato prima dei 5 cm, il 5 cm invece possa essere un criterio di buonsenso, ovviamente sempre personalizzando l'indicazione al paziente. Allora, stiamo parlando di criteri di indicazione chirurgica, abbiamo
toccato l'aspetto della storia naturale, abbiamo toccato il calibro dell'aneurisma, ecco l'entità di espansione nel tempo, ecco, nel tempo come aumenta l'aneurisma? Un altro criterio, allora innanzitutto un concetto che bisogna ricordare è questo: l'aneurisma nel momento in cui una dilatazione dell'aorta comincia a instaurarsi è come l'elastico che viene tirato una prima volta, una seconda volta, l'aneurisma tende sempre ad aumentare per un problema di stress che si verifica all'interno dell'aorta stesso. Quindi l'aneurisma non è una patologia che resta statica per sempre, ma nel tempo, piano piano, l'aorta tenta sempre di più a dilatarsi. Benissimo. Certamente, se in un aterosclerotico in un anno aumenta l'aorta di 1 centimetro, anche se va da 37 mm a 47 mm, vuol dire che è un'aorta che tendenzialmente tende a rompersi. Quindi in un anno 1 centimetro. 1 centimetro, quindi quel criterio del calibro viene un po' stravolto. Nelle patologie genetiche, appunto, lo vedremo successivamente, come nella sindrome di Marfan, siccome le pareti dell'aorta sono più fragili, non valutiamo il centimetro, ma già basta un aumento di mezzo centimetro per porre indicazione, perché significa quell'aorta sta tendendo a rompersi precocemente. Quindi, allora, noi abbiamo, poco fa le aveva detto che il massimo è 4-5 centimetri, per cui bisogna, diciamo, nel giro di 2-3 anni dipende, a ecco, volte non è un dato... ci sono pazienti che da 4 cm a 5 cm mettono diversi anni, altri mettono poco tempo. Quindi per avere dei chiare, come indicazione assoluta io credo che un aneurisma vada operato intorno ai 5 cm. Va valutato anche la velocità di espansione dell'aorta, perché se in un anno l'espansione è veloce, allora bisogna anticipare l'intervento. E questo certamente poi bisogna considerare anche il paziente che tipo di patologia ha, perché se ha patologie molto gravi, epatiche, renali, polmonari, eccetera, allora magari questo criterio dei 5 cm può essere spostato un po' più in alto. Insomma, è come una guarnizione di una macchina che non regge più alla pressione e spacca. Quindi, si rompe. Ecco, no, giusto per fare un po' un parallelismo. Allora, continuiamo nel nostro analisi dell'aneurisma dell'aorta ascendente. Ecco, andiamo al successivo punto. Quali sono i fattori di rischio per l'intervento chirurgico? Ecco, questo è, appunto, come accennavo già prima, è fondamentale valutare il paziente, ogni singolo paziente, perché io posso operare un paziente che ha 80 anni ma che sta benissimo, non ha nessun'altra patologia associata, e non operare un paziente di 50 anni che però, appunto, come dicevo prima, ha una cirrosi epatica, ha gravi problemi polmonari perché ha fumato da 40 anni e magari ha i polmoni ormai distrutti. Cioè io devo sempre valutare se i fattori del rischio del paziente mi aumentano il rischio. Certamente un paziente che è più in età avanzata, uno che ha avuto diversi infarti, uno che ha una broncopatia cronica ostruttiva, ecco, hanno un rischio aumentato e quindi il tempo dell'intervento va calibrato. Poi c'è un'altra cosa importante, che non bisogna arrivare alla rottura dell'aneurisma. Ecco perché io dico sempre dobbiamo monitorizzare, fare un eco, fare gli esami per capire se c'è alla base un'aorta dilatata, e questo può essere semplice facendo appunto un eco, perché l'intervento fatto in elezione ha un rischio molto basso e ragionevole. L'intervento invece fatto in emergenza, voi capite, dobbiamo fare la stessa cosa, ma in emergenza i rischi diventano esponenziali. Ecco, quanti tipi di interventi chirurgici ci sono per l'aneurisma? Sì, ci sono diversi tipi di intervento. In linea di massima dipende dalla sede dell'aneurisma. Bisogna vedere se dobbiamo innanzitutto cambiare anche la valvola, bisogna vedere se dobbiamo intervenire solo sul tratto iniziale dell'aorta o se dobbiamo intervenire su tutta l'aorta. Se la dilatazione dell'aorta interessa il tratto medio-distale, come in questa diapositiva, voi vedete
che la prima allora, parte... la prima a sinistra, la prima abbiamo a sinistra detto che è l'aneurisma. È un'immagine in cui si vede un attacco e si vede la prima parte dell'aorta in basso che è normale. Benissimo. In questo paziente aveva anche una patologia della valvola aortica, quindi noi che cosa faremo? Cambieremo la valvola aortica, poi lasceremo il primo tratto di aorta, la radice dell'aorta, perché è normale, è stretta, e cambieremo quell'aorta tratto medio distale che si sta svasando e che quindi si sta dilatando. Se facciamo vedere la clip chirurgica, sì, questo si vedrà ancora meglio. Ecco, vedete ecco, qua c'è il video, io in magari alto, per chi può impressionare, insomma, vedete, questo è il nostro cuore, no? Esattamente, sta il cuore che stiamo fermando. Il cuore, perfetto. Ecco. Ora stiamo aprendo l'aneurisma dell'aorta, abbiamo fermato il cuore con una sostanza che lo protegge. Questa è la valvola aortica che stiamo togliendo, in genere la valvola aortica ha 3 cuspidi e può averne anche 2 congenitamente. Ecco, benissimo. Vedete, ora metteremo i punti sull'anello della valvola. Questa è una valvola biologica, ci sono valvole meccaniche, questa è una valvola biologica, cioè di origine animale. Che significa biologica? Biologica di origine animale. Benissimo, perfetto. Abbiamo impiantato la valvola, abbiamo lasciato il primo tratto di aorta, ecco, e poi abbiamo sostituito quella palla aneurismatica che avevate visto all'inizio con una protesi vascolare che non ha rigetto certamente e per cui non bisogna fare terapie particolari, se no noi a volte diamo un po' di aspirina, ma niente di particolare. Vedete, abbiamo sostituito il tratto aneurismatico con questa protesi che viene attaccata... Questa specie di tubo di gomma, insomma. Questo tubo, sì, è un Dacron. Lattice, cos'è lattice? Dacron, è un Dacron, sì, perfetto. È una protesi sintetica, viene misurata il rapporto alla distanza dal cuore all'arco dell'aorta. Tagliata. Ecco, in fondo vedete già la valvola aortica impiantata e questo è il tubo che ha sostituito quell'enorme aneurisma, quell'aneurisma di 9 cm. Poi abbiamo i casi, come si stava per essere vista in questa diapositiva, ecco, in cui l'aneurisma in pratica coinvolge tutta l'aorta ascendente, quindi dalla radice sino all'arco dell'aorta. Quindi noi dobbiamo cambiare tutta l'aorta ascendente. Quindi come prima, poi ci sono i 2 tipi di intervento. Nel primo intervento, come vedremo... Ecco, noi vediamo, scusi un attimo, dottore, la foto in bianco e nero riguarda l'immagine TAC. L'immagine della TAC, ecco perché è importante, dico, come diceva lei, la prevenzione e quindi fare la TAC. Esattamente. L'immagine giù a colori è una foto dell'intervento. Benissimo. Come vede, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, in questo caso, perché c'era una patologia anche dalla valvola, cambieremo come nel primo intervento la valvola aortica, ma cambieremo anche la radice dell'aorta, oltre che il tratto medio distale. Nella radice dell'aorta nascono le arterie coronarie, quindi noi isoleremo anche le arterie coronarie e le impianteremo sul tubo. Allora, questa è una valvola aortica degenerata, la stiamo togliendo, come era nel primo intervento che avete visto prima. Ecco. Poi noi toglieremo completamente l'aneurisma dell'aorta, vedete questa aorta in basso che è dilatata, quindi togliamo la parte dilatata che è quella che si rompe e che se si rompe il sangue va nel pericardio, quindi il cuore viene compresso, il paziente spesso muore oppure arriva in gravissime condizioni in ospedale. Vedete come fatto in elezione tutto è più semplice, qui vengono messi i punti ecco, e qui impiantiamo un tubo protesico, e questo è l'isolamento delle arterie coronarie che nascono appunto dalla radice aortica, che noi dovremmo poi reimpiantare sul condotto. Benissimo. Questo è un condotto, una protesi sintetica, dove la ditta già ha in basso una protesi artificiale, che in questo caso è meccanica, quindi si chiama condotto valvolato perché alla base di questa protesi sintetica, vedete questo anello in basso, ecco, poi dobbiamo reimpiantare, ecco questo buco, si fa per reimpiantare le arterie coronarie che nascono appunto, lì va messa l'arteria, le 2 arterie coronarie, la sinistra e questa è la destra, e quindi in questo caso l'intervento in che cosa è consistito? Nella sostituzione della valvola aortica, sostituzione di tutta l'aorta ascendente e reimpianto delle 2 arterie coronarie sul tubo.
qualche volta noi possiamo risparmiare la valvola. Se la valvola del paziente è normale, piuttosto che mettere una protesi artificiale, la valvola del paziente la ricuciamo all'interno della protesi vascolare. Ecco, questo si chiama intervento di Tyron David. Nella clip chirurgica che vedrete fra un attimo, andiamo avanti, possiamo appunto vedere in questo caso, isoliamo la valvola aortica del paziente, mentre prima avevamo messo una protesi artificiale, oltre certo, che il tubo protesico. In questo caso stiamo isolando la valvola aortica del paziente, perché in questo caso era normale, quindi era un peccato toglierla. certo. Ecco, la lasciamo e vedete, isoliamo bene la valvola aortica, lasciando qualche millimetro per suturarla attorno al tubo. Ci sono 3 cuspidi. Poi qui, ecco, questo è un osteo, vedete quel buco al centro, sono l'origine delle arterie coronarie, che ce ne sono 2, ecco. Dopodiché abbiamo isolato, vedete, la valvola aortica, e mettiamo questo tubo, come abbiamo fatto prima, invece di questo tubo di contenere una protesi artificiale, ricuciamo invece all'interno la protesi stessa, la valvola del paziente stesso. Questo è un grosso vantaggio, perché se resta la valvola del paziente non bisogna fare terapie anticoagulanti, cioè è come se il paziente avesse tutto normale. In più, al posto dell'aneurisma, in pratica, ha un tubo protesico e lui fa una vita perfettamente normale, senza terapie particolari, e quindi può svolgere, non fa terapie anticoagulanti. Questo alla fine dell'intervento, vedete il cuore che ha ripreso a battere. Quindi in conclusione, ecco, la conclusione appunto. I messaggi che bisogna portare a casa quali sono? Ecco, che l'aneurisma non è una patologia che dà sintomi, per cui se c'è un aneurisma, io spesso dico ai pazienti, lei si deve operare, e questi pazienti mi guardano male, perché uno va dal medico perché ha un mal di pancia, perché qui va dal medico perché è asintomatico, non c'è un sintomo, e il chirurgo dice lei si deve operare, perché? Perché sennò si rompe e all'improvviso. Quindi bisogna, siccome nessuno dall'esterno può dire a un paziente lei ha un aneurisma, bisogna fare degli esami. L'esame più semplice che individua l'aneurisma è l'ecocardiogramma, è un esame semplice che bisognerebbe fare quando si raggiunge, soprattutto se in famiglia ci sono stati patologie aneurismatiche, l'aorta addominale, l'aorta ascendente, e questo è fondamentale. Fate un'ecocardiografia a una certa età. Qual è l'età consigliabile, dottore? Ma insomma dipende, se in famiglia non c'è stato mai nessun paziente, nessun parente con aneurismi, ma io penso intorno ai 40, cioè fare un aneurisma dopo i 40 anni va sempre bene, perché possono essere indipendentemente da altre patologie che uno possa avere, come screening proprio di base. Ecco, se invece in famiglia c'è stato qualche parente, un padre, un fratello, uno zio che ha avuto una patologia aneurismatica anche dell'aorta addominale, io consiglierei sempre un po' in età adulta di fare come screening, come si va a fare un esame di sangue, così fare almeno una volta nella vita un ecocardiogramma, e se si individua una dilatazione dell'aorta, a quel punto andare dal cardiologo e monitorizzare nel tempo questa dilatazione. Se l'aneurisma è sopra i 4,5 cm, ovviamente questi controlli andrebbero fatti semestralmente o anche ogni 4 mesi. Se invece un'aorta è solo un po' dilatata, intorno ai 3,9, 4, allora si può fare una volta l'anno. Quindi questo dipende, parlatene col vostro medico di famiglia, parlatene col vostro cardiologo. Interessante che vi ricordiate che l'aneurisma non dà fastidi, non aspettate che l'aneurisma esploda. Fate un eco, e molte volte così si possono evitare dei drammi, perché la rottura dell'aneurisma, la dissezione dell'aneurisma è una delle peggiori patologie che possa capitare ad un individuo. Ecco, una volta che io la faccio, per esempio, faccio il primo esame di ecocardiogramma e non mi risulta niente, giusto? Ogni quando va ripetuto? Ma a quel punto non c'è un motivo, perché in genere questi aneurismi, dipende, se c'è per esempio
la pressione arteriosa è alta, ecco, questo chi può soffre essere di ipertensione, che l'iperteso, chi è che a non parte soffre che di deve fare l'eco ipertensione? anche per valutare il ventricolo Certo, com'è, eccetera, certo. ma l'iperteso certamente è esposto ad una maggiore tensione. Per esempio una cosa che sta avvenendo fuori sono il rapporto aneurismi, apnee notturne. Ci sono molti pazienti che soffrono di apnea notturna. Sembrerebbe, questo lo stiamo verificando, stiamo facendo anche uno studio a Roma, a Tor Vergata, sembrerebbe che chi soffre di apnea notturna è più esposto alla formazione di aneurismi dell'aorta. Perché? Cioè l'apnea sarebbe che ti manca il respiro Manca praticamente. il respiro Benissimo, per giusto alcuni per 30 secondi, 40 dipende, è variabile. questo è un fattore, diciamo, di allarme. Sembrerebbe, perché c'è questa predisposizione alla dilatazione dell'aorta. Da una parte perché quando si va in apnea, innanzitutto ci sono delle microischemie cerebrali perché non arriva bene il sangue al cervello, e questa è una cosa. Seconda cosa è che andando in apnea si crea una pressione negativa intratoracica importante, cioè pressione intratoracica significa nello spazio che c'è tra la parete del torace e i polmoni, per cui è come se si aspirasse la parete dell'aorta dall'esterno. Contemporaneamente, quando poi ci si sveglia e si comincia a respirare, aumenta violentemente la pressione, quindi oltre all'aspirazione dall'esterno della parete aortica, all'interno della parete aortica aumenta la pressione per una scarica di catecolamine, e quindi questa aorta è soggetta a un doppio stress di trazione verso l'esterno e di aumento di pressione dall'interno. E quindi sembrerebbe che questi individui possono essere... Allora, chi soffre di apnea notturna, per esempio, deve andare a fare almeno una volta l'eco per vedere com'è questa mia aorta. Se io soffro di ipertensione da anni, andiamo a fare quest'eco, vediamo oltre com'è il ventricolo, com'è la valvola, ma vediamo come l'aorta, se è dilatata o meno, e poi col cardiologo, con il medico di famiglia, decidere se fare o meno un attacco. Bene, siamo in perfetto orario con i tempi televisivi. Vorrei solamente ricordare, perché si è messo in questo momento in trasmissione, che oggi abbiamo qui il dottor Giovanni Ruvolo, che è direttore della cardiochirurgia dell'Università Tor Vergata di Roma, che questa trasmissione medica la stiamo facendo in collaborazione con l'associazione Cuore Aperto, che ha appunto il compito di divulgare informazione medico-scientifica ai fini della prevenzione. La seconda parte di questo nostro appuntamento riguarda un altro aspetto legato all'aneurisma. Dopo l'aneurisma dell'aorta ascendente parliamo di una malattia molto rara, mi spiegava il dottore Ruvolo, che se ne conosce poco, diciamo, l'entità. Tra i vari compiti appunto dell'associazione è quello di divulgare e far conoscere questa malattia, che è la sindrome di Marfan, una malattia molto rara, che però, diciamo, ultimamente, grazie all'azione informativa dell'associazione del dottore Ruvolo, dell'Università Tor Vergata, in collaborazione anche con un'altra associazione che ora il dottore ci dirà qual è, i casi, diciamo, sono notevolmente aumentati. Ecco, cos'è questa sindrome di Marfan, dottore Ruvolo? Sì, innanzitutto volevo fare questa premessa. Prego. Cioè gli aneurismi dell'aorta possono essere dovuti a patologie, per esempio l'aterosclerosi, l'ipertensione, quindi la tensione dall'interno dell'aorta che spinge le pareti verso l'esterno, oppure, come a volte, la struttura dell'aorta può essere deficitaria. L'aorta fondamentalmente ha una struttura elastica. A volte l'elasticità di questa parete aortica è molto deficitaria, per intenderci come quando sono gli edifici con poco cemento. Una delle cause appunto di formazione degli aneurismi sono delle malattie genetiche, di cui la sindrome di Marfan è una delle più diffuse e importanti. Sono delle connettivopatie. Ecco, questa non è una malattia, sì, è una malattia rara, però è abbastanza diffusa, molto spesso è misconosciuta. Perché è misconosciuta? E questo è il motivo per cui oggi ne parliamo. Perché siccome ha una variabilità clinica importante, siccome è una patologia del connettivo, il connettivo è la struttura
che è in tutto il corpo. L'elasticità compromette l'elasticità di tutte le strutture del corpo, per cui spesso i pazienti vanno dall'oculista, vanno dall'ortopedico, e non pensano che alla base di questa malattia ci possa essere una, diciamo, causa genetica. Come abbiamo visto nella precedente diapositiva, questa è una malattia che ha coinvolto personaggi importanti, De Gaulle, Paganini, Lincoln, ma ci sono moltissimi giocatori di pallacanestro, perché questa, come vedremo fra un poco, questa dà una delle caratteristiche è l'altezza notevole dei pazienti. Che cos'è questa malattia? Questa malattia, in questa prossima diapositiva, è una malattia innanzitutto di origine genetica, cioè viene determinata geneticamente e viene a mancare una sostanza che si chiama fibrillina. Questa fibrillina è una delle componenti importanti delle strutture elastiche presenti nel nostro organismo. La struttura elastica è fatta da una elastina al centro, vedete attorno ci sono delle microfibrille di fibrillina. Benissimo. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte le strutture del corpo in cui ci sono strutture elastiche, queste strutture elastiche sono alterate, come se noi l'elastico lo tagliassimo con le forbici, per cui una aorta, i vasi soprattutto aortici, dove ci sono pressioni alte, ecco, non sono capaci di resistere alle pressioni anche normali. Questi pazienti hanno aneurismi dell'aorta pur avendo a volte pressioni arteriose di 90-100 mm di mercurio, quindi non è una patologia in cui la pressione alta ha determinato la dilatazione dell'aorta, ma proprio la struttura dell'aorta viene ad essere così alterata per cui anche a basse pressioni si formano di aneurismi, e questi purtroppo erano pazienti che nel passato e anche ora, se non sono individuati in tempo, muoiono all'età di 20 anni, 25 anni per rottura di aneurismi dell'aorta ascendente o anche rottura di aneurismi cerebrali o di altre manifestazioni. Quindi questa è fondamentale, è individuare precocemente questi ragazzi, questi pazienti, perché dobbiamo impedire che si arrivino a formare degli aneurismi che poi possono determinare la morte di questi ragazzi. Dottore, qual è il rapporto tra l'alterazione genetica e le manifestazioni cliniche? Ecco, qui abbiamo una serie di diapositive che ora ci permetteranno di vedere non solo il quadro clinico, ma anche diciamo, le varie tipologie dove colpisce appunto la sindrome di Marfan. Ma diciamo che nella sindrome di Marfan il quadro clinico da che cosa dipende? Dipende fondamentalmente dalla gravità della mancanza di fibrillina, vale a dire ci sono pazienti in cui questa fibrillina non viene completamente formata geneticamente. Sì. Ci sono dei casi, vedremo nelle prossime diapositive, dei casi in cui, avanti ancora, dei casi in cui, ecco, questa è una diapositiva, vedete a sinistra la parete dell'aorta, vedete ci sono degli strati molto ordinati di strutture elastiche, lamelle elastiche e strutture muscolari. Quando nella sindrome di Marfan è come se queste strutture elastiche vengono completamente tagliate, tagliuzzate, per cui non c'è più questo bell'ordine tra strutture muscolari ed elastiche, sì. Quindi la parete dell'aorta non è più capace di resistere neppure a pressioni normali, tende a dilatarsi. Avanti. Questa, dicevo, è una malattia genetica, significa che se un genitore ha questa malattia, quasi sempre la trasferisce ai bambini. Quindi appunto genetica vuol dire che nei geni del paziente c'è un difetto nei geni del paziente. Chiaro. Per ritornare alla sua domanda, nel rapporto tra quadro clinico e quadro genetico, dicevamo, questo lo vedremo nella prossima diapositiva, tutto dipende da quanto fibrillina viene prodotta. Se la fibrillina non viene prodotta completamente, ovviamente già quasi alla nascita avremo un quadro clinico molto grave.
Se invece la fibrillina il danno è locale, è solo lieve, noi avremo solo dei quadri clinici che sembrano sfumati, ma la malattia genetica c'è. Andiamo avanti. Esattamente. Ora vedremo, se voi vedete nella prossima diapositiva, questo è il quadro già grave, vedete già da neonati i bambini cominciano ad avere delle caratteristiche che ora vedremo in una serie di diapositive cliniche. Ovviamente, questo che è importante dire, non è che tutte queste manifestazioni cliniche che ora vi farò vedere ce l'hanno tutti i pazienti, alcuni ce l'hanno, altri ce ne hanno alcune. Perché? Perché dipende appunto dalla gravità della malattia genetica. Avanti con le foto, se andiamo avanti con la prima foto, per esempio, cominciamo, alterazioni scheletriche. Vedete come questi pazienti sono molto, molto alti, ecco perché sono moltissimi giocatori di basket, pallacanestro, e qualche volta all'improvviso, ecco, andiamo avanti, c'è una sproporzione tra la dimensione del tronco e le dimensioni degli arti inferiori, cioè la lunghezza bacino-piede è molto più ecco, lì stiamo vedendo il paziente che ha delle gambe lunghissime, molto più lunghe rispetto, sproporzionatamente più lunghe rispetto alla lunghezza del tronco. Avanti. Vedete l'alterazione, la lunghezza degli arti, quasi il doppio, sono molto, ecco, anche le dita sono molto lunghe. Andiamo avanti, anche più velocemente. Vedete l'eccessiva lassità delle articolazioni, le dita vedete come si possono perché le strutture elastiche non ci sono più, sono tutte alterate. Vedete come il polso si può piegare, abbiamo una deformità delle dita dei piedi, di tutti i piedi. Ancora avanti, il piede piatto può essere un'espressione, quindi se c'è un piede piatto pensiamo anche alla malattia genetica. L'escussione dei gomiti è ridotta, non si può estendere. Questi sono dei segni tipici del Marfan, il segno del pollice e del polso, vedete come mettendo il pollice tra le dita sporge all'esterno, cosa che un paziente normale non ha. Avanti. Molto spesso i pazienti girano per anni dall'ortopedico e per una cifosi, per una scoliosi. Allora pensare sempre che ci può essere anche un Marfan alla base di tutto questo. Questo è un paziente di 16 anni che ho operato recentemente di aneurisma dell'aorta. Avanti. Poi c'è il pectus escavato. Ecco, guarda, ecco, è un forma un buco. Ecco, lo sterno che è l'osso che si infossa, come avanti ancora. Il petto può essere carenato, al contrario, cioè l'osso, lo sterno può andare verso l'esterno. Avanti. Un'altra importante alterazione riguarda gli occhi, perché la struttura elastica, quindi c'è la lussazione del cristallino, e allora se vai dall'oculista c'è le malattie anche del sistema nervoso, l'ettasia della dura. Avanti. Strutture elastiche alterate anche, andiamo avanti. Ci sono la pelle, ci sono queste strie cutanee in posti strani che sono, perché l'elasticità della pelle viene alterata, come se ci fosse una cicatrice. Ancora avanti. Il volto, ci possono essere le palpebre che si chiudono in maniera eccessiva, disturbi del mento. Ecco, quindi molto spesso uno va dall'otorino, ecco, il palato vedete che è più stretto, viene alterato, di fatto a Tor Vergata nei bambini vengono messi dei supporti che tendono ad allargare questo palato, perché poi questi ragazzi respirano anche male, quindi ci sono tutta una serie di problematiche respiratorie. Avanti ancora. Ecco, problemi polmonari, perché pure nel polmone ci sono strutture elastiche, quindi le costole appiane poco ossificate, c'è enfisema polmonare. Avanti, ci sono delle bolle di enfisema, i polmoni possono essere allungati, iperinflati, pieni di bolle, poi quindi ci possono essere pneumotoraci spontanei. Questo è quello che riguarda i pazienti muoiono quasi sempre per rottura, aneurisma dell'aorta. Abbiamo visto prima l'aneurisma dell'aorta. Questi pazienti sviluppano aneurismi anche a 80 di pressione, perché, ripeto, c'è un'alterazione della parete, strutturalmente la parete non resiste, è deficitaria. E quindi sempre noi li seguiamo al centro Marfan di Roma, che noi alla Tor Vergata siamo uno dei centri, io dirigo questo centro Marfan delle patologie correlate, che è l'unico centro che c'è da Roma in giù.
Ecco, come la fate voi la diagnosi presso il centro appunto di Tor Vergata? Questi lo vedremo in queste prossime diapositive. Vedete, lì c'è un esame, una TAC. Noi, il paziente che prende un appuntamento presso il centro di Tor Vergata, arriva la mattina e in una giornata, ecco, il paziente non paga niente, non paga manco il ticket, perché nelle malattie rare c'è questa facilitazione. Sì. Ecco, basta la ricetta del medico, un appuntamento, e il paziente viene visto dal cardiologo, dal cardiochirurgo, dall'oculista, dall'odontoiatra se serve, dall'ortopedico, e in base avanti a una serie, se ci sono ogni alterazione di quelle che abbiamo visto, ecco, ha dei punteggi. Che so, il piedipiatto ha un punteggio 1, il torace. Se si supera con questo score sistemico, si superano i 7 punti, il genetista fa anche il test genetico, perché sono test costosi, e quindi si fa la diagnosi genetica con i test genetici, e poi io come responsabile certifico la malattia, e questa certificazione ha dei vantaggi per il paziente, il pagamento dei ticket, la 104, insomma una serie di vantaggi che è giusto che questi pazienti hanno, perché fanno molte visite, e poi noi al centro Marfan li seguiamo per tutta la vita, periodicamente. Anche abbiamo un counseling, perché ci sono motivi psicologici. Questi pazienti che si sposano sanno che poi nel 50% dei casi avranno dei figli con Marfan. Certo. Ci sono dei fidanzati che non hanno problemi a parlarne con il fidanzato. Voi capite che è una malattia genetica importante, per cui molto spesso... Quindi questa è l'attività che voi fate istituzionale al centro Marfan. E quando arriva, questo è un messaggio, quando un paziente col Marfan ha un dolore toracico, va subito inviato in ospedale, perché quasi sempre c'è in corso una rottura di aorta. Sono pazienti anche di 16 anni, 17 anni, 20 anni. A volte si fa l'errore di dire ma uno è giovane, e siccome spesso sono ragazzoni alti, spalle grandi, eccetera, purtroppo se non si individua subito dall'esterno la malattia, spesso e volentieri questi pazienti muoiono anche ai pronti soccorsi per rottura di aorta. Ecco, questa iniziativa che voi fate, diciamo l'attività del centro, la fate in collaborazione con delle associazioni di pazienti e di volontariato. Credo che ci sia anche una slide. Sì, c'è una diapositiva. Noi collaboriamo molto avanti, questi sono i criteri diagnostici, avanti ancora. Questa è l'attività del centro, io sono lì dal 2015 a Roma. Ecco, vediamo che c'è, no, in quella di prima, vediamo che c'è un aumento del... la diapositiva precedente. La diapositiva precedente, gentile. Ecco, vediamo che c'è un aumento da giugno del 2015. Sì, ho cercato di potenziare. A novembre vediamo che c'è, insomma, ci sono stati, grazie alla vostra azione, diciamo, informativa, i casi sono aumentati, sì. Casi magari gente che prima... No, sto cercando, grazie anche a voi delle televisioni, ai colleghi, sto cercando di diffondere, di informare, perché sono patologie anche noi medici spesso poco conosciute. Noi abbiamo al centro Marfan, seguiamo circa quasi 300 pazienti, la maggior parte Marfan e altre patologie simili, e noi li seguiamo praticamente a vita, e poi ovviamente li operiamo se serve, però siccome questa aorta può dilatarsi nel tratto ascendente, poi nel tratto discendente, poi l'aorta addominale, quindi poi prende l'aorta, poi prende la valvola mitrale, e quindi per darvi un'idea, io prima di venire in Sicilia ho operato un ragazzo di 30 anni che era stato già operato 2 volte per aneurismi in varie parti dell'aorta, e in questo paziente ho cambiato la valvola mitrale, perché la struttura elastica del cuore viene lì a essere alterata, e quindi le valvole stesse vengono anche essere coinvolte. Quindi questa è una patologia a cui bisogna pensare, e devono pensarsi gli ortopedici, gli oculisti, come vedete dà un sacco di manifestazioni cliniche. Allora è fondamentale che ognuno di noi come medico non pensi solo alla propria specialità, ma se c'ha delle manifestazioni cliniche più generali pensi a un fatto più sistemico. È difficile che ci siano tante malattie. In genere le malattie hanno un'unica origine, siamo noi medici che a volte dobbiamo essere un po' più attenti, più riflessivi, e pensare che più manifestazioni cliniche possono essere l'espressione di una sola causa,
E in questo caso è fondamentale perché quasi sempre questi ragazzi arrivano a noi dopo aver girato per anni dall'ortopedico per correggere la colonna, per correggere l'oculista, per correggere il problema degli occhi, e magari ogni tanto poi un medico dice: ma non è che per caso hai la sindrome di Marfan? Ecco, allora già da bambini dobbiamo essere attenti a individuare subito questi pazienti che hanno Però, dottore, scusi, dalle foto che abbiamo visto, cioè, si vede subito che ci sono delle malformazioni, diciamo, strane rispetto a un individuo sano, robusto, normale. Sì, però qual è il problema? Che spesso noi a volte specialisti non allarghiamo la nostra visuale, sì, sì. Un po' perché essendo malattie rare magari non le conosciamo tutte, non le conosciamo, certo, e allora ci fermiamo alla nostra specialità. Benissimo. E questo è l'handicap della superspecializzazione. Ecco, io come associazione sto cercando di diffondere, anche grazie a voi, sto parlando in giro, ne ho parlato sabato scorso in un congresso a Roma di questa malattia, appunto perché... Ecco, questa è grazie anche a una collaborazione con l'associazione Vittorio di Roma. Sì, noi lavoriamo molto assieme a questa associazione Vittorio, che è l'associazione dei pazienti Marfan, e quando facciamo dei congressi, spesso e volentieri, come abbiamo fatto a Sciacca quest'anno con il Kivanis, abbiamo portato 2 ragazze che hanno parlato della loro malattia, perché un altro concetto che io reputo importante: le malattie non sono né castighi di Dio, non sono difetti della persona, sono malattie in quanto tali. Più rare sono queste malattie, più bisogna diffondere il concetto della malattia, perché solo così possiamo evitare i grandi disastri che la malattia stessa può determinare. Quindi non bisogna né vergognarsi di avere una malattia, perché sono cose normali, ecco. Allora, più si conosce il nemico, più lo si può individuare, più lo si può tamponare, soprattutto per quanto riguarda le malattie rare, soprattutto riguardo il Marfan, che se no muoiono per rottura dell'aorta. E non solo lavoriamo con l'associazione Vittorio dei pazienti Marfan, ma al Policlinico Tor Vergata c'è un'associazione di volontari di Tor Vergata diretti dal professor De Stefano, che collaborano e assistono i malati. Poi noi abbiamo fatto come associazione, voi sapete, qui sul territorio abbiamo girato moltissimi paesi della Sicilia assieme al dottore Triolo, alla dottoressa Vacirca, alla dottoressa Pisano, che ora è anche una mia ricercatrice a Roma, e abbiamo fatto con il professor De Wilmi, che è il diabetologo e lavora a Partinico, giriamo per la Sicilia per fare prevenzione cardiovascolare, e quello che è il messaggio che voglio dire a tutti: appunto, fate ai pazienti di una certa età, fate un eco, se avete avete problemi di ipertensione, se pensate che ci possa essere qualcosa che possa dilatare questa aorta, fatelo. In ogni caso fate un eco, perché un esame semplice può salvarvi la vita, e bisogna assolutamente evitare di arrivare in emergenza, perché significa mortalità spontanea alta, mortalità chirurgica lo stesso alta. Bene, noi ringraziamo il dottore Giovanni Ruvolo che diciamo, ha accolto il nostro invito per, appunto, in collaborazione con l'associazione A Cuore Aperto, di cui lui stesso, diciamo, ne è esponente. Il dottore Ruvolo è direttore della cardiochirurgia all'Università Tor Vergata di Roma, e lo scopo, diciamo, dell'associazione, anche noi abbiamo voluto dare una mano per diffondere e fare prevenzione. Ecco, abbiamo in questo secondo caso parlato di una malattia rarissima, genetica, che è la sindrome di Marfan. Abbiamo dato le indicazioni, diciamo, per chi volesse recarsi al Tor Vergata. Diciamo, voi siete disponibili, diciamo, c'è anche un sito, il sito... Sì, c'è anche il sito, andare a Tor Vergata, c'è proprio in internet, c'è il centro Marfan, basta mandare un'email o il telefonare, e si può prenotare una visita con una semplice richiesta del medico curante. Appunto, si può usufruire nel sospetto di sindrome di Marfan di questa visita, e in una giornata si fanno tutte queste visite per cercare di capire se c'è o meno tale sindrome. Beh, poi il dottore Ruvolo è sempre disponibile, c'è anche
il sito dell'associazione Cuore Aperto per chi vuole delle informazioni. Dottore, noi la ringraziamo, siamo perfettamente in linea con i tempi televisivi. Ricordo che abbiamo parlato anche di aneurisma dell'aorta ascendente, abbiamo fatto la prima parte della trasmissione, ha riguardato appunto l'aneurisma, abbiamo spiegato cos'è l'aneurisma, che spesso coinvolge l'aorta, insomma abbiamo fatto vedere anche delle immagini esclusive che il dottore Ruvolo ci ha gentilmente portato. Ecco, la seconda parte invece abbiamo parlato di questa malattia rarissima che è la sindrome di Marfan. Noi ringraziamo il dottore Giovanni Ruvolo che da Roma è da diversi mesi che ci rincorriamo, oggi ha avuto questo buco, diciamo, questa disponibilità per venire a TVA, noi ne siamo grati, siamo sempre disponibili, lo ringraziamo per l'associazione e per l'attività di prevenzione che lui svolge con l'associazione A Cuore Aperto. TVA è sempre qui presente, vi potete vedere il programma sul digitale terrestre LCN 92, questa trasmissione sarà caricata anche nel nostro sito www.televideoagrigento.tv in streaming e nel canale YouTube, per cui diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla solita programmazione, ai telegiornali, al approfondimento sportivo, insomma una vasta offerta informativa che TVA dal 1980 vi offre sempre. Grazie dottore Ruvolo e grazie ai nostri telespettatori che hanno sempre la bontà di seguirci e di sostenerci. Buonasera.